Ciao da Chris e benvenuto in questo canale e in questo posto bellissimo dove vi porterò oggi. Andremo infatti a vedere un canyon nascosto in una montagna ricca di storia e poi percorreremo un sentiero davvero carico di emozioni nel ricordo della Grande Guerra. Qui vedremo infatti 10 opere d'arte inglobate in un bosco che sembrano dar vita ad uno scenario pazzesco. Se questo vi alletta, partiamo insieme perché non c'è tempo da perdere. Gambe in spalla, andiamo! Siamo sull'altopiano di Asiago, località Campomuletto, provincia di Vicenza. Una dritta, se volete arrivare con il navigatore impostate Rifugio Campomuletto e il sentiero è proprio qui adiacente. Eccoci qui come un bell'autunno che si rispetti, ha cominciato a piovere ma niente ci ferma, siamo al parcheggio che vi ho indicato qui sotto, anche le coordinate GPS. Ora andremo a vedere uno dei labirinti più incredibili della zona e questa nebbia, questa pioggia rende tutto davvero molto epico. Siamo davanti al cartello, il sentiero 850. In realtà noi non dobbiamo continuare per il sentiero 850, ma questo ci porterà all'inizio di questo posto spettacolare. Se intraprenderete questo sentiero, mi raccomando di fare attenzione perché qui il segnale del telefono non c'è, quindi non potete chiamare soccorsi. L'importante è stare sempre all'occhio, specialmente in queste situazioni. Attenzione perché il fondo è sconnesso. Se venite, parcheggiate l'auto dove si possa vedere e ricordatevi sempre di dire a qualcuno dove andate. Questo vi può salvare la vita, specialmente nelle occasioni di pericolo, perché prima o poi vi troveranno se sanno dove cercare. Ma ricordatevi di farlo. Altra cosa da fare attenzione mentre si cammina, specialmente in queste zone di conformazione carsica, sono questi sedimenti del terreno. Insomma, se non si guarda dove si va e ci si finisce dentro, non è molto piacevole. E si trovano tutti attorno al sentiero che stiamo percorrendo in questo momento. Guardate che fonda questa. Per me il bosco non è fatto solo di sole, non è fatto solo di bel tempo, ma è fatto anche di queste situazioni sotto la pioggia, dove ovviamente bisogna stare assolutamente attenti, perché il fondo è davvero scivoloso. Ma per il resto c'è un'atmosfera magica e surreale. Mi sono rifugiato un attimo sotto la pianta per coprire lo zaino, perché ho tutta l'attrezzatura e la pioggia si sta facendo davvero insistente, quindi meglio prevenire che curare. Sono un po' senza fiato dopo questa salita, però ci si orienta così. Ci sono questi puntini blu che indicano la via, quindi proseguiamo di qua. Oggi la pioggia non smette di scendere, però sono arrivato. Eccoci, siamo finalmente entrati in questo labirinto assurdo. Si chiama Labirinto del Brustolano. Siamo sul Monte Fiara, nel bel mezzo della natura più isolata dell'altopiano dei 7 comuni. Questo è un posto spettacolare. Non sembra neppure di trovarsi in Italia, anzi, non sembra neppure di trovarsi sul pianeta Terra. Questa formazione rocciosa fu utilizzata durante la guerra anche dai soldati. Era un rifugio assolutamente più che sicuro. Nel 1916 questo labirinto fu occupato dai bersaglieri che lo utilizzarono come postazione di avvistamento. Questi camminamenti sono per la maggior parte creati dalla natura, ma si può vedere anche la mano dell'uomo. Mi raccomando ragazzi, è necessario seguire le segnaletiche, cioè i puntini blu, perché questo è davvero un labirinto. La difficoltà qui
è che non c'è la mappa che ti segnala l'uscita. Ritorniamo nei nostri passi e ci dirigiamo verso il Sentiero del Silenzio, direttamente davanti al rifugio Campomuletto. Attenzione a non scambiarlo con Campomulo. Ecco, intanto ha smesso di piovere e questa è una notizia grandiosa. Eccoci ragazzi, sono molto emozionato perché stiamo percorrendo il Sentiero del Silenzio o Porta della Memoria. Qui sono presenti 10 installazioni a carattere moderno per mettere a confronto la natura e la storia che è accaduta in questi luoghi. Infatti quest'area di pascoli, di verdi pascoli e di boschi di conifere è un momento davvero tranquilla e nulla fa presagire a ciò che accadde durante la Prima Guerra Mondiale qui. Una serie di travi di legno posizionati in modo da formare una gabbia racchiudono uno spazio entro il quale si cela una colomba. È una prigione a cielo aperto, uno spazio angusto entro il quale intrufolarsi per godere della visione, della libertà e della pace. Continuo il sentiero e subito trovo la seconda opera. Questa non è un hashtag, ma sono 4 croci greche sovrapposte a 2. Il significato prevalente della composizione è la pietà. Infatti, essa è orientata verso il monte Ortigara, che nel corso della Grande Guerra è divenuto tristemente il calvario di migliaia di soldati. Intanto vi faccio vedere che la nebbia si è alzata, ci sono dei corvi che volano, un'atmosfera surreale ed è assolutamente incredibile quello che sto provando in questo momento, perché con tutte queste installazioni e questo sentiero è assurdo quello che si può provare. Qui 12 braccia umane in bronzo si elevano al cielo, con le mani che tengono ben stretto un foglio contenente uno scritto, oppure porgono un fiore, una colomba o altri simboli di pace. È un posto che non ci si aspetta. Il canyon mi ha emozionato per la sua bellezza, mentre qui, tra la nebbia, mi trovo da solo a pensare alla vita, a quanto sia fragile, a quanto questi giovani soldati abbiano dato per il nostro paese. In mezzo al bosco trovo una lettera, scritta da un soldato per la sua mamma. Questa è stata inviata direttamente dal fronte della guerra e il suo unico messaggio era quello di grande amore e pace per il prossimo e per la vita. Altra informazione utile. La parte del Sentiero del Silenzio è semplice e con le giuste calzature è possibile percorrerla in relax e in sicurezza. Potrei consigliarvi questo itinerario per 1 migliaio di ragioni, ma alla fine, se verrete qui, potrete trovare anche voi la vostra. Bene ragazzi, anche l'itinerario di oggi è terminato, ma prima di andare via, mi raccomando, mettetemi un like se vi è piaciuto, campanella, un messaggio, fate qualcosa, fatemi sentire che ci siete.